delle scattanti che sono pronte a dare via un bel sospiro di sollievo, ragazzi, che si va. Ok. Allora i giudici di gara sono in linea con l'altra giudice. Ok, partite, la macchina organizzativa, non ho a disposizione adesso la lista dei partenti per capire poi, non mi hanno fornito dalla segreteria, quindi non vi posso dare indicazioni pratiche su chi indossa i pettorali una volta che li vedo sfrettare qui davanti. Mi dispiace, ma non ho la possibilità di questo elenco. Quindi vedo solo un alternarsi di colori, è veramente molto battagliera questo gruppo di ragazze che si stanno assicurando così una bella prova con la loro energia. Invito ancora i ragazzi a consegnare i pettorali, ricordo che è importante consegnare i pettorali. C'è un alternarsi per vedere, non ho purtroppo i numeri dei pettorali per sapere chi taglia per primo. Allora liberate per piacere la pista dentro dal cordolo, ragazzi via di lì per favore. Ok, la prima atleta col pettorale 684, a primeggiare 649, 651 a seguire col pettorale. Stanno veramente dando il massimo di sé, brave, bravissime. Allora sembrano mantenere anche i posti assunti. Dai ragazze, forza che la curva si avvicina e anche il traguardo. La seconda sta avendo dato del cielo torcere alla prima, forza! E primizia, ce la fa raggiungere la prima posizione, ma è lo sprint finale per tagliare il traguardo. Ok, sembra di mantenere la sua posizione conseguita qui in terza posizione, a seguire tutte le altre con veramente il tifo del pubblico e gli applausi calorosi di chi assiste dalle gradinate. Questa è la seconda batteria che ha finito le loro fatiche, le nostre atlete, 4 batterie, dunque altre 2 batterie, vi diceva Raffaella, giudice arbitro, che ce ne saranno altre. Ok, partite anche a questa batteria di ragazze che saranno chiamate a compiere un bel giro di 600 metri attorno a questo anello del campo di Cervina. Intanto, ultime salti, mamma mia come ha ondulato quella stella, 1,50 m, la stessa superata, intanto guardate come vanno gruppo e nessuno ancora sta prendendo le medie spessore, ma serve ad essere più. Un atleta sta primeggiando e a seguire c'è un po' il gruppo, una molta schiera di ragazze a seguire. C'è ancora un numero elevato di atleti che devono cimentarsi nel salto in alto e hanno raggiunto l'altezza di 1,50 m. Ok, vediamo, questo atleta non ho a disposizione il numero dei pettorali per potervi dare indicazioni pratiche, vediamo, posso solo dirvi quale numero sta. 599 è in testa, padrone stazione, a seguire 664, 597, seguita dalla 657. Forza ragazzi, dai che si chiude l'anello, qua piano, dai continuate così. Vediamo come se riescono a tenere le redini della situazione, sembra di sì. Stanno mantenendo le ragazze che di cui si fanno poc'anzi i pettorali veramente la posizione assunta. Forza, ragazzi, mettono i complimenti, non mollate la seconda, eccola, passa in testa dopo il cedimento fisico della prima e ha l'anello, dice questa batteria, la ripresa e ha preso pieno ritmo, veramente, e ha tagliato il traguardo. Ok, a seguire gli altri atlete. Ce l'ha fatta, è arrivato fuori la grinta. Come dicevo poc'anzi, sono numerosi i cadetti che si dovranno ancora contendere
diverse prove, le due prove che li vedranno coinvolti con la misura di 1,50 m, quindi è veramente coinvolgente questa gara che li vede protagonisti. Ok, partite, si stringono intorno al tavolo, una dopo l'altra, bel gruppo di partenti, anche questo che vede coinvolte le diverse protagoniste. Guardate che diverse felicità che vediamo coinvolte in questa categoria, che vede convogliare ben 2 annualità, no? Ecco che stanno veramente dandosi del filo da torcere, velocissime che si fa da lì, riesce a tenere la posizione e se passa il passo alle altre concorrenti. Andiamo a vedere la bella vincente sotto il calore del pubblico, l'ecitamento con numerosi applausi che li vede coinvolti. Bravissimi! Intanto guardate che posizione di vantaggio che sta assumendo la prima, vediamo che pettorale indossa, non ho a disposizione i nominativi purtroppo. Allora, la prima mi dicono si chiama Sofia, qualche indicazione pratica, indossa un bel pettorale, vediamo di riconoscere il numero. Dai Sofia, forza che ti raggiungono, sei posizione primaria, 623, 694, 665, 659, 696, questi i numeri a seguire. Allora, chi meglio di voi sa quale pettorale indossa la propria figlia? Andiamo a vedere. Allora, mentre la temperatura scende, l'atmosfera per quanto riguarda la gara di salto in alto si fa sempre più calda. 1,53 l'asticella, 12 gli atleti che si contendono questo risultato, in più altri 10 che devono ancora cominciare la gara. Dunque una gara di salto in alto estremamente interessante. 1,53 l'asticella posta da poco dai giudici e altri 10 atleti che devono ancora cominciare la gara. Ritorniamo ai 600 metri femminili. Giudici che operano la spunta